Anche nella circoscrizione nord-est Fratelli d'Italia è risultato il partito più votato alle elezioni europee, come è avvenuto a livello nazionale. Un primato in Veneto dove la Lega non ha avuto l'effetto Vannacci calando nelle percentuali, ma restando comunque avanti Forza Italia. Il Partito Democratico si conferma secondo partito e regioni in aumento rispetto a 2 anni fa. Bene soprattutto Alleanza Verdi-Sinistra, ma nuovo crollo del Movimento 5 Stelle. Non hanno superato la soglia di sbarramento né Azione né Stati Uniti d'Europa, le liste centriste di Calenda e Renzi. Fra i candidati veneti trovano un seggio in Europa Elena Donazzan, Sergio Berlato e nelle file del PD Alessandro Zan e Alessandra Moretti. La buona performance di Alleanza Verdi-Sinistra, oltre il 6%, quasi il doppio rispetto alle politiche, non garantisce al momento alla capolista Cristina Guarda una certezza del seggio che può arrivare solo dopo il conteggio circoscrizionale per il nord-est. Il Movimento 5 Stelle, con il 4,8%, ha dimezzato il risultato delle europee 2019 e perde anche un punto sulle politiche. Anche in Friuli Venezia Giulia Fratelli d'Italia si è confermato primo partito, con circa il 34% delle preferenze, seguito dal PD vicino al 21% e in crescita rispetto al 2022. A seguire Lega, Forza Italia, Noi Moderati, PPE e bene anche Alleanza Verdi-Sinistra, anche qui sopra il 6%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 5,4% in calo. In Friuli Venezia Giulia non raggiungono la soglia del 4%, Azione, Siamo Europei, Stati Uniti d'Europa, Pace, Terra, Dignità, Libertà, SVP e Alternativa Popolare. Per quanto riguarda i candidati Alessandro Ciriani e Maria Cisinte, sono certamente fra i 15 eurodeputati della circoscrizione nord-est che comprende Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Commentiamo subito il dato politico a livello europeo. Questo risultato che cosa significa nella futura conformazione dell'Europa? Allora, non abbiamo ancora i dati di tutti gli stati dove ci sono state le elezioni. Quello che è chiaro è che è crollato in molti stati il Partito Socialista, sono scese in modo considerevole le percentuali dei partiti dell'estrema sinistra, sono salite in generale le posizioni moderate del Partito Popolare e anche quelle di destra più conservatrice come quelle dell'ECR. Siamo contenti ovviamente dell'esito in particolare di Fratelli d'Italia, che si conferma essere il primo partito ma che dimostra anche di aver rafforzato il proprio rapporto con gli elettori, non solo confermando i consensi di un anno e mezzo fa, ma addirittura aumentandoli di 1, 2, forse 3 punti percentuali. Il centrodestra nel suo complesso al governo dell'Italia si dimostra in salute, tutte le forze politiche che lo compongono sono in crescita, la somma dei partiti del centrodestra è superiore all'esito delle politiche di un anno e mezzo fa e questo ci conforta rispetto al fatto che evidentemente in questi 18 mesi abbiamo lavorato bene. Però in Europa siete in 3 gruppi diversi. Beh, è normale che ci siano famiglie diverse in Europa, c'erano anche prima di questo voto. Ovviamente la speranza è quella che alla fine, quando si conteranno fino all'ultimo i voti che sono stati espressi nei 27 Stati, si possa costruire un'alleanza a livello europeo diversa da quella che ha governato gli ultimi 5 anni e i risultati che ci sono ci lasciano ben sperare in questo senso, soprattutto Verdi e estrema sinistra in Europa pare che insomma abbiano perso parecchi punti percentuali. Parlando invece del riflesso nella maggioranza di governo, è vero che si conferma, però gli equilibri sono un po' diversi, aumenta Forza Italia e la Lega perde. Ma guardi, in realtà guardando questi risultati poi bisognerà, ripeto, vedere i dati definitivi, mi sembra di vedere un sostanziale equilibrio rispetto a quelle che sono state le elezioni di un anno e mezzo fa, quindi teniamo conto che Forza Italia al proprio interno aveva anche Noi Moderati che aveva preso circa l'1% alle politiche, quindi nella sostanza non ci sono grandi variazioni. Mi pare che tutto il centrodestra nel suo insieme sia in salute e che tutto sommato si siano mantenuti anche gli equilibri, per cui non dovrebbe esserci scossoni a livello governativo. E invece in Veneto, dato che il Fratelli d'Italia si conferma primo partito, in previsione di quello che è il test più atteso, quello delle regionali, a questo punto rivendicate la guida della regione e la candidatura all'interno della coalizione? Sì, Fratelli d'Italia non solo si conferma primo partito del Veneto, ma aumenta i consensi in percentuale rispetto a un anno e mezzo fa, rispetto a un risultato che allora era stato definito straordinario. Mi sembra di vedere che le altre forze politiche del centrodestra
siano abbondantemente indietro, ma questo non significa che non possano essere assolutamente importanti e determinanti per permetterci di conquistare la Regione del Veneto quando fra 1 anno e mezzo ci saranno le elezioni. È chiaro che noi in tutto il nord Italia non governiamo nessuna regione. Oggi siamo felici di poter dire che con il Presidente Cirio, espressione di Forza Italia, abbiamo conquistato con una grandissima maggioranza la regione Piemonte. Sappiamo che la regione Lombardia e la regione Friuli Venezia Giulia, il Trentino, sono amministrati da esponenti della Lega. Sappiamo anche che il ciclo di Zaia è finito e quindi Fratelli d'Italia sicuramente si candida a governare il Veneto. Facendo una riflessione invece sui risultati degli avversari, come valuta i risultati di Alleanza Verdi di Sinistra, che insomma sono sorprendenti? No, non sono sorprendenti, hanno costruito una forza identitaria e hanno raggiunto un ottimo risultato, credo a scapito del Movimento 5 Stelle, che mi sembra essere un po' in queste europee insomma, il partito che senza ombra di dubbio ha perso le elezioni, ha perso tantissimi elettori e una parte di quegli elettori si sono riversati in Alleanza Verdi-Sinistra, un'altra parte nel Partito Democratico, ma mi sembra di vedere che complessivamente il centrodestra si sia rafforzato, basta fare la somma delle 3 forze politiche che lo compongono per capire che il centrodestra si è rafforzato e la sinistra apre una nuova stagione di conflittualità che immagino essere molto accesa alla luce di questi risultati. Innanzitutto questa è la conferma che la cittadinanza apprezza il lavoro fatto al governo. Dopo 18 mesi anche difficili, riuscire a mantenere il consenso, anzi ad aumentarlo, rappresenta una bella iniezione di fiducia, perché significa che siamo sulla strada giusta, ne avevamo anche bisogno, perché dopo tanta vulgata che ci vedeva sempre al centro delle polemiche, avevamo detto che avremmo chiesto ai cittadini, agli italiani, una sorta di tagliando per capire se eravamo sulla strada giusta. Credo che sia la soddisfazione più grande. Io personalmente sono felice per la Premier, perché il suo straordinario lavoro oggi viene ripagato non solo da un aumento percentuale ma anche dalle tantissime preferenze che ha avuto. Dopodiché quello che sarà il futuro è futuribile, appunto, mancano ancora 450 giorni, chiaro che noi abbiamo consolidato anche in Veneto una posizione che ci vede rappresentare più di un Veneto su 3, e questo è la conferma di un dato già di 18 mesi fa, che non può che porci ad un tavolo con un approccio collaborativo sempre, ma sicuramente importante. Ma sostanzialmente loro hanno confermato il dato di 18 mesi fa, quindi non c'è un grande sconquasso, non ci sono sorpassi, c'è una tenuta generalizzata di tutte le forze della maggioranza, a dimostrazione che è il governo che bene ha lavorato e quindi ciascuno ha mantenuto il proprio punto. Con questi numeri in Europa che cosa volete andare a dire e che peso volete avere? Insomma, in Europa, questa Europa non ci piace, l'abbiamo sempre detto, ma noi non siamo contro l'Europa, anzi vogliamo cambiare questa Europa. Oggi vogliamo avere un peso diverso, avevamo 5 parlamentari, adesso ne avremo probabilmente più di 25 e quindi vorremmo utilizzare lo stesso approccio con il quale abbiamo avuto al governo di questa nazione, cioè pragmatismo, attenzione alle fasce produttive, poca ideologia, molto pragmatismo, basta derive ideologicizzate, ma a riportare veramente il cittadino europeo al centro della nostra azione. Però la configurazione che si delinea sembra molto simile a quella uscente, il PPE comunque resta la forza trainante. Ma il PPE, se si sposta l'asse verso il centrodestra, il PPE ne fa parte del centrodestra, prima era costretto forse a stare con il centrosinistra, oggi ha la possibilità di poter stare con forze con le quali sta in tanti stati, in tanti governi, quindi abbiamo dato anche al PPE la possibilità di tornare a casa sua. Il Veneto non lo posso lasciare, ce l'ho nel cuore, me lo porto ovunque e questo risultato è oltre le mie aspettative, però è anche il giudizio che io avevo chiesto al Veneto e ai veneti soprattutto,
perché il tanto lavoro, 19 anni in giunta, meritavano di essere messi alla prova in un giudizio che andasse oltre il mio collegio elettorale di naturale elezione. Io sono sempre stata eletta a preferenze, sempre in provincia di Vicenza, ma ho sempre inteso il mio essere parte della giunta regionale come essere assessore del Veneto, e quindi ho peregrinato da Belluno a Rovigo, Venezia, Treviso, Padova, Verona, non ne dimentico nessuna, oltre a Vicenza, perché poi i risultati sono arrivati. Senta, ma fra un anno o due, se si andrà alle elezioni regionali, lei tornerà da Bruxelles per fare la candidata governatrice? È sempre il mio sogno, quello resta, io non cambio idee e neanche posizioni, e quindi questo resta sempre il più grande sogno, credo, per ciascun politico. Per me di sicuro lo è. Certamente il 37% che Fratelli d'Italia ha registrato in Veneto, con il più alto scarto in positivo, cioè noi abbiamo fatto la crescita maggiore dalle politiche ad oggi. Il Veneto prima regione saldamente per Fratelli d'Italia in tutta Italia, con una percentuale ragguardevole, 37,6%, e quindi fa ben dire che nel caso in cui non dovesse esserci una modifica di legge, quindi Zaia non potesse più fare il Presidente, Fratelli d'Italia potrebbe non rivendicare, ma proporre una candidatura alla Presidenza, e non nascondo che tra questi io metto sempre la mia disponibilità al servizio dei Veneti e di Fratelli d'Italia. La Lega invece è al 16%, potrebbe già esserci qualche scossone in giunta adesso che lei non ci sarà, un rimpasto in cui si cambiano un pochino i numeri? No, Luca Zaia non ha cambiato, non ha fatto mai rimpasti nel suo stile politico e amministrativo. C'è continuità e deve esserci stabilità, questo è un valore per il Veneto, e anche quando, ricordo, in altri tempi le percentuali erano diverse, dall'altra parte c'era certamente una maggiore forza per la Lega, gli impegni assunti nel momento di un'elezione rimanevano onorati, e io credo che questo sia. Poi si deve guardare alle prossime elezioni. Certamente oggi siamo nel mezzo di una grande tempesta europea, Francia, Germania, Olanda, un'Europa che sta modificando. Ecco, io non credo che il Veneto debba essere scosso da questo, si deve arrivare fino in fondo e poi, con la forza di tenere insieme la coalizione di centrodestra, proporre un nuovo progetto. C'è qualcosa che la spaventa del prossimo incarico in Europa? No, ho un linguaggio europeo abbastanza consolidato, mi sono sempre occupata di fondi comunitari. Parlo correttamente le due lingue, eccepisco il fatto che si debba parlare inglese visto che è l'unica nazione che ha lasciato l'Europa, e vorrei che l'italiano tornasse ad essere lingua ufficiale, cosa che invece in questo momento non è, ma non mi spaventa niente. Sa già chi lascerà la sua eredità in regione, È un'eredità importante e io più che altro traccerei un profilo. Il profilo è di una persona che debba avere certamente dimestichezza con le politiche del lavoro, è la parte più delicata del mio assessorato. La gestione delle crisi aziendali è la parte più importante del mio assessorato, insieme al tema dell'educazione dei giovani e di un sistema veneto che è quello della formazione professionale, che in questi anni abbiamo difeso, valorizzato tutti i percorsi di istruzione tecnica e professionale. Quindi più che dire una persona, certamente sarà un esponente di Fratelli d'Italia, certamente dovrà essere scelto tra Luca Zaia e Fratelli d'Italia, partito, ma io spero che il profilo sia questo. Si sta consolidando un risultato importante per il Partito Democratico, in crescita come primo partito dell'opposizione, e quindi per il momento stiamo valutando le proiezioni, bisogna osservarle con cautela e prudenza, però il dato del Partito Democratico pare anche in controtendenza rispetto a altre forze progressiste a livello europeo, e credo che possa essere un punto decisivo per la costruzione di un'alternativa anche nel nostro Paese. Anche perché c'è questa tendenza, no? In Europa abbiamo visto, cioè, insomma, stiamo vedendo le destre, le ultradestre affermarsi in maniera abbastanza, insomma, indicativa. Ed è per questo che prima facevo riferimento al fatto che il risultato del PD appare essere in controtendenza rispetto alla situazione che si sta profilando in altri paesi, dove abbiamo una forte affermazione dei partiti più conservatori, più di destra. E anche in Veneto guardiamo i risultati con prudenza e li vedremo naturalmente nelle prossime ore, ma si sta
confermando al momento, per le proiezioni che abbiamo a disposizione, per i seggi che ci vengono comunicati dai nostri rappresentanti di lista, un risultato significativo. Abbiamo visto ad esempio in Francia, no? Macron insomma, ha già quasi convocato le date per le prossime elezioni. No, Macron a seguito di questo risultato, in Francia i risultati ci sono stati già confermati, ha già firmato un decreto per convocare le elezioni legislative per il prossimo 30 giugno e quindi una forte accelerazione rispetto a un quadro politico che è mutato rispetto a quello che c'era prima, con un'affermazione della destra di Marine Le Pen. C'è qualche rischio per l'Europa, per la nuova Europa, per questo nuovo Parlamento? Insomma, come la vede? Bisogna attendere i risultati definitivi e bisogna capire come sarà la composizione del Parlamento. Io mi auguro che non ci sia uno spostamento a destra, che l'Europa sappia comunque trovare una soluzione che consenta di non far prevalere il sovranismo e il nazionalismo che rischia di distruggere l'Europa, e perché invece si possa continuare su una strada che è quella dell'integrazione fra i popoli e le persone, che è l'unica strada possibile se vogliamo che l'Europa conti e se vogliamo che l'Europa affronti le grandi questioni della società contemporanea che riguardano la demografia, come l'occupazione, come le migrazioni, come la transizione ecologica. Tornando invece all'Italia, no? E tornando a quello che si può dire per ora, vabbè, Fratelli d'Italia comunque sembra avere le conferme che probabilmente la Premier si aspettava, la Lega è in difficoltà. Sì, adesso è un po' difficile per me, segretario del PD, fare già delle altre valutazioni sulle altre forze politiche. Non c'è dubbio che Fratelli d'Italia ottiene un risultato. Vedremo quale sarà esattamente il risultato e mi interesserà anche vedere quale sarà la distanza tra il Partito Democratico, perché ora è Fratelli d'Italia, ora questo non si capisce ancora bene. Certo che nel centrodestra avviene qualche cambiamento con una Lega che allo stato attuale è superata da Forza Italia, e questo apre degli scenari politici che vedremo anche in futuro, che penso saranno interessanti anche nella nostra regione. Rispetto al voto, diciamo, alla percentuale di persone che hanno votato, vi aspettavate questo? Ma ho visto che la percentuale in tutta Europa è stata abbastanza simile, e quindi anche in Italia, nella nostra circoscrizione, c'è stata una diminuzione dell'affluenza rispetto alle scorse elezioni europee, anche rispetto alle scorse elezioni politiche. È un fenomeno che riguarda tutta l'Europa, non solo il nostro paese, ma è un fenomeno che va considerato con molta attenzione, che ci deve far riflettere, perché ha a che fare indubbiamente con la qualità della democrazia. Anche perché addirittura ci sono alcuni dati che dicono che è stata maggiore la percentuale di chi ha votato per le amministrative rispetto alle europee, quindi vuol dire che c'è chi ha scelto di non votare per le europee. Ma diciamo che io penso che siccome c'erano molte elezioni amministrative, pensiamo anche in Veneto, ce n'erano più di 300 comuni che votavano, non c'è dubbio che la coincidenza del voto tra le amministrative e il voto alle europee ha fatto salire un po' l'affluenza in quei comuni, perché c'è una partecipazione che viene dal basso, con molti candidati nei consigli comunali. Questa credo possa essere la spiegazione, ma quella dell'astensione andrà studiata attentamente, perché io penso che la politica dovrà trovare dei rimedi per favorire la più alta partecipazione da parte dei cittadini, perché i cittadini siano interessati alla questione pubblica, perché vadano a votare, perché il loro voto è fondamentale, e di questo è necessario che tutti se ne rendano conto. Si dicevano nelle scorse settimane che un po' si contava sui giovani, che sono quelli che probabilmente hanno più a cuore l'Europa, giustamente, però probabilmente anche loro, insomma, sono ancora un po' troppo lontani. Ecco, andrà studiata bene, ripeto, l'affluenza. Io per il momento ho solamente un dato, già domani potremo dire qualcosa di più preciso. Andranno anche verificate l'affluenza per fasce di età. Ho visto che per la prima volta si è votato anche per molti fuorisede e c'è stata una partecipazione, questo da considerare, ma ripeto, e non c'è dubbio che la politica, per essere più partecipata, perché poi la libertà è partecipazione, come diceva qualcuno, della democrazia, ha bisogno di essere credibile, e di essere credibile soprattutto rispetto ai giovani. Grazie. Forza Italia in Veneto si conferma in crescita costante, come a livello nazionale, con il nostro segretario Antonio Tajani
che voleva Forza Italia in doppia cifra ed è arrivato quasi al 10%, quindi la sua guida sta funzionando perfettamente. A livello veneto siamo passati dal 6% circa scarso delle ultime elezioni europee al 7% delle politiche di un anno e mezzo fa, all'8,6% di queste europee. Quindi una crescita costante e continua che fa sperare anche per l'anno prossimo, quando ci sarà da definire il candidato governatore, perché è pur vero che Fratelli d'Italia è di gran lunga il primo partito in tutta Italia. Però su 9 regioni che andranno al voto non ci saranno 9 candidati governatori di Fratelli d'Italia, ma ce ne sarà qualcuno anche di Lega e di Forza Italia. E quindi questo risultato ci fa ben sperare in quella direzione. Adesso finalmente si può ripartire anche con il percorso dell'autonomia, perché ricordiamo che è questo il governo, diversamente dai precedenti, che ha portato avanti questo iter e adesso può riprendere. Sì, diciamo che il vincitore, la vincitrice di queste elezioni è sicuramente una leader che è Giorgia Meloni, dopodiché abbiamo visto anche in passato dei grandi exploit come il nostro nel 2019 con un Veneto che era quasi al 50%, 49,9% con Matteo Salvini, e 5 anni prima sempre alle europee Matteo Renzi che fece il 42% in Veneto. Diciamo che natura non faccia il saltus, la vera sfida adesso è mantenerli i voti, come si è visto nella storia, poi c'è la vera sfida è mantenerli, e questo è un tema che che viene affrontato giorno dopo giorno, soprattutto per chi ha posizione di governo. Elena Donazzone ha detto che è pronta a fare a candidarsi presidente di regione, visti i rapporti di forza che adesso ci sono tra la Lega e Fratelli d'Italia. Si andrà a votare tra un anno e mezzo, forse 2 anni, quindi stiamo parlando di un'era glaciale. Direi che è prudente affrontare, per quel che mi riguarda, questo tema pensando a lavorare, e parlo per me, nel senso che troverei stucchevole che un Presidente di Regione perde 2 anni di amministrazione e 1 anno e mezzo parlando della sua successione, dopodiché fra 1 anno e mezzo, 2 anni, quando si andrà a votare, ci saranno gli aspiranti e le aspiranti candidati, poi i partiti decideranno come fare. Elena Donazzone l'ha detto, a meno che non subentrino novità per quanto riguarda il terzo mandato e quindi per il governatore Zaia, io sarei qui per il prossimo, essere la prossima governatrice del Veneto. Come la vede? Non dovete chiederlo a me, perché tutti i maggiorenni possono aspirare a candidarsi a governatore o governatrice. Fra 2 anni vedremo quali saranno le situazioni, quali saranno i pesi di partiti e quale decisione verrà presa per il Veneto. Parlare 2 anni prima di queste cose lo trovo assurdo. Mentre il risultato attuale della Lega non è proprio soddisfacente. Siamo usciti da questa elezione che non è proprio il campo di battaglia nostro tipico, perché noi siamo più forti nel territorio, lo dimostreremo oggi con l'apertura delle urne con molti sindaci che vinceranno dove magari abbiamo perso alle europee. Penso che noi dobbiamo ricordare intanto che si è portato a casa un risultato, seppur risicato, maggiore delle politiche. Dall'altro si può crescere ancora, l'importante è avere anche ben chiari i drivers, come si dice, no? E penso che il tema identitario, il tema di essere lobby dei territori sia fondamentale. Vannacci ha comunque portato a casa un 2%. Sì, Salvini aveva ragione su Vannacci? Ma guardi, non glielo so dire, io non ho fatto nessuna analisi, nel senso che adesso ci sarà chi dice che i voti di Vannacci sono di Vannacci e non sono della Lega, quindi vanno sottratti, c'è chi dice che questa può essere stata la sublimazione di un progetto politico, ci sarà qualcun altro che dirà che la Lega senza Vannacci prendeva di più, qualcun altro che dirà che la Lega senza Vannacci avrebbe preso di meno. Adesso qua, insomma, siamo in Italia, penso che ci scriveranno tomi su queste cose, io sono abituato a guardare il futuro. Ma Luca Zaia cosa dice su questo? Ma guardi, io le dico semplicemente che noi possiamo ambire a prendere molto di più come consenso. Ovvio è che le europee per noi non è mai stata un'unità di misura. Non lo dico oggi, l'ho detto anche quando abbiamo preso il 49,9%, l'abbiamo detto negli anni in cui governava Bossi, nel senso che non sono mai state nelle nostre corde le europee. E questa ne è un'ulteriore dimostrazione. Come sono le scelte fatte probabilmente, Prego? Anche le scelte fatte magari potevano essere forse più oculate, pensando più al territorio. Ma guardi, del senno di poi sono piene le fosse. Io non sono mai stato abituato a fare queste analisi qui. Guardo con chiarezza che ho cercato sempre durante le mie amministrative di fare delle scelte, diciamo, calate sul territorio e che sono sempre state premiate. L'ultima mia elezione mi ha portato al 77% e sono tranquillamente convinto che se domani mattina riscendessi in campo penso di non prendere il 9%. Bisognerà pensare alla sostituzione dell'assessore, no? Che appunto sì, ha vinto. Ma è una roba concreta, dovuta,
rispettosa, diciamo, di quello che è stato un percorso fatto fino ad oggi assieme. Aspetteremo, diciamo, la validazione dell'elezione dell'assessore Donazzani in Europa e dopodiché si passa alla successione. Zaia in crisi, mentre Forza Italia punta, dice, al 20% delle persone politiche, lei come vi risponde? Non rispondo nulla. Zaia Ministro, Zaia Sindaco di Venezia, Zaia, punto di domanda? Ma guardate, bisogna essere anche fatalisti e prendersi poco sul serio, visto e considerato che il mio mandato finirà tra 1 anno e mezzo, 2 anni, non ho ancora ben capito se ci sarà sta proroga alla primavera 2026, tra 1 anno e mezzo sarà una nuova era glaciale, vedremo cosa accadrà. Presidente, posso chiedere una cosa? Cambia un po' l'assetto dell'Europa, un'Europa che potrebbe essere un po' più amica anche del Veneto a questo punto? Ma guardi, io sono un europeista incallito e convinto, penso che il modello gestionale sia da mettere in discussione, quindi se torneranno a gestire come prima non portiamo a casa nulla. Penso che l'Europa debba avere sempre più una dimensione politica vera, penso che sia difficile dar vita agli Stati Uniti d'Europa, lo diceva anche George Lukács, che è stato storiografo di Churchill, profugo ungherese che si è stabilito negli Stati Uniti, adesso è morto, da anziano, molto anziano, e lui diceva che sarà un'Europa dei cantoni, sarà un'Europa perché il tema della lingua è un tema che non è irrilevante in Europa. Gli Stati Uniti d'America hanno una lingua che è comune, noi no. Quindi l'Europa 27 deve essere un'Europa comunque a dimensione politica. Cosa significa? Significa che deve occuparsi dell'immigrazione, non considerare Lampedusa un confine italiano e non europeo, deve occuparsi delle politiche economiche, deve occuparsi di tutto quello che è il tema sociale e molto altro ancora, cosa che non fa. Cosa ha detto oggi ad Elena Donazzani? Ma niente, ho fatto le congratulazioni, nel senso che un assessore che viene eletto si fanno le congratulazioni, niente di straordinario. C'è qualche mal di pancia comunque nella Lega, si è sentito anche di Bossi in questi giorni. Che cosa ne dice di quello che è successo, anche se effettivamente non si sa se effettivamente abbia detto così? Ma guardi, io vado male a commentare perché non ho capito, o meglio, ho compreso che qualcuno ha riportato le parole di Bossi e non ci sia una dichiarazione diretta di Bossi. Magari sarò smentito, ma non voglio neanche entrare in questo dibattito. Dico solo che Bossi ci ha insegnato la coerenza era ed è votare Lega. Questa corsa a 2 con Forza Italia, questa sorta di derby interno al centrodestra. Ma non so neanche chi se l'ha inventata, sinceramente, cioè se devo essere sincero. Potrei star qui a dire che in Veneto è andata bene, ma lo trovo assurdo, nel senso che non ho ben capito dove sono quelle cose che nascono e poi non si trova mai la primogenitura. Penso che più che concentrarsi sulle sfide interne dovremmo stare attenti a quelli che sorpassano e vanno più forti. Sta lei commentando adesso questo risultato, la Lega ha preso il 16% e fa un certo effetto vedere la Lega al 16% in Veneto e ha insistito molto sul contatto col territorio. Questo significa che non c'è stato, che si è perso, che la linea nazionale sta andando da un'altra parte? No, guardi, io le dico che l'ho visto più volte, il 16% ho visto anche di peggio e ho visto anche di molto meglio, siamo arrivati quasi a un 50%. Le dico che varrebbe la pena di ricordare che Renzi nel 2014 ha fatto un 42% in Veneto, che Salvini nel 2019 ha fatto un 49,9% in Veneto ed oggi mi sembra un 37% di Giorgia Meloni. Il consenso va, diciamo, con delle curve che sono veramente delle montagne russe. Vedremo al prossimo giro cosa ci consegnerà. Quale spirito continuerà appunto il suo mandato? Ma guardi, consideri che io ho lo spirito di uno che aveva Renzi al 42% in Veneto. E quindi sono andato avanti e ho fatto il 77%. Ci sono poi le comunali, adesso le amministrative, e anche qui un altro piccolo test, possiamo dire, anche se non ci sono grandi comuni in Veneto che vanno... Guardate, non ci sono grandi comuni, abbiamo Bassano che è un punto di riferimento importante come numero di abitanti. E io dico che poi anche lì ogni comune ha una storia a sé, tanto è vero che se andremo a vedere i dati accompagnati dai simboli di partito avremo comuni dove saremo trionfanti, altri comuni con gli stessi simboli dove andremo a soccombere. E che lettura ci diamo? Che la differenza la fa l'uomo? Sì, ma probabilmente anche la differenza la fanno i contesti, la fanno le squadre. Quindi direi che questo è tutto materiale per i politologi, ci vanno avanti anni, mesi adesso a fare ragionamenti. E la lettura sull'astensionismo? Mai così? Beh, questo è il vero tema. Io ho fatto... quelle serate che ho fatto, quegli incontri che ho fatto, ho sempre richiamato al diritto di voto e di andare a votare. Guardate che è inquietante vedere che ci sono delle regioni, soprattutto le isole, che hanno fatto un 36-37% di affluenza alle urne, ma al di là del fatto che valutazioni politiche vogliamo fare con dati con un'affluenza alle urne quando il 60% dei cittadini se ne sta a casa, dall'altro io penso che dobbiamo fare un grande lavoro diciamo, culturale, di avvicinamento anche non solo al diritto di voto ma anche al grande tema dell'Europa.